Vi rubo soltanto pochissimi minuti come Istituto Veneto per darvi anche quest'anno il benvenuto per questa iniziativa, che è veramente una delle iniziative che più qualificano non soltanto Venezia, non soltanto una produzione fondamentale per la cultura, la storia e la civiltà veneziana, ma anche la realtà quotidiana, il vivere di ogni giorno di questa città sempre più diciamo difficile e con problemi sempre meno semplici. Io devo dire che come Istituto Veneto siamo molto contenti sempre di poter in qualche modo dare una mano, in qualche modo ospitare per quanto ci è possibile questa iniziativa, che è una delle iniziative certamente più caratterizzanti e qualificanti della realtà di questa città difficile. Per questo come istituto siamo grati agli organizzatori, al Comune di Venezia, alla Fondazione Musei Civici, alla Fondazione Cini Stanze del Vetro e quest'anno poi c'è anche l'Istituto Veneto, lo metto in fondo, ma va bene questo. E poi quest'anno c'è anche, credo, il riconoscimento per il secondo anno da parte della Regione del Veneto dell'iniziativa come una delle iniziative pilota, uno degli eventi principali della Regione. Devo dire, per noi dell'Istituto, il fatto che possiamo in qualche modo cercare di darvi una mano per quello che riusciamo, con gli incontri, con la disponibilità a tutto quello che si può, per noi è un piacere molto, molto importante. Crediamo che la vostra presenza, la presenza della vostra attività, la presenza del vostro lavoro sia ancora uno dei punti che caratterizzano la qualità residua che ancora c'è di questa città sempre più difficile, che sempre più ha bisogno di strutture che la qualifichino, la difendano, ne garantiscano ancora il permanere di un livello qualitativo alto in settori importanti per la cultura non soltanto del paese, ma la cultura generale. Le stanze del vetro, le riunioni che si fanno, le mostre, la produttività e via dicendo, ogni anno sono diciamo, una pietra messa per sostenere le fondamenta di Venezia. Per questo come Istituto Veneto, adesso mi tolgo subito dai piedi, vi lascio lavorare, vedevo la cartella, il numero altissimo di pagine che indicano le iniziative di quest'anno come degli altri anni, ma tolgo subito il disturbo, ma ci tenevo veramente a ringraziarvi per poter ancora approfittare della disponibilità dell'Istituto Veneto, che è lietissimo che continuiate a farlo, per cui è un grazie sentito che vi devo a nome dell'Istituto. Ho finito. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, a nome anche del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, e benvenuti alla quarta edizione e alla presentazione ufficiale di questa quarta edizione di The Venice Glass Week. Quest'anno ha come slogan, come avrete visto tutti, The Heart of Glass, proprio per ricordare che il vetro di Murano rappresenta il cuore e l'energia pulsante di questa città, un patrimonio storico, culturale, ma anche economico. Il mondo in una perla è il titolo delle iniziative che il Comune di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici, ha dato a questa quarta edizione. Iniziative che si svolgeranno dal 5 settembre al 4 ottobre, di cui 3 si svolgeranno in terraferma a Mestre, a Marghera, una a Venezia e un'altra a Murano. Eventi che raccontano l'antica tradizione muranese delle conterie, le perle in vetro che le impiraresse utilizzavano, ma utilizzano ancora oggi per creare dei veri e propri gioielli. Iniziative che riguardano il prodotto artigianale in sé, l'arte nella sua creazione, ma anche l'impatto che ha avuto nel nostro tessuto sociale ed economico. Prima di passare in rassegna, in sintesi e brevemente al programma degli eventi, io vorrei ricordare in questa sede la candidatura
UNESCO internazionale dell'arte delle perle di vetro, il cui dossier è stato depositato nel marzo del 2019 dal Comitato per la salvaguardia dell'arte delle perle di vetro, che riunisce maestri del vetro, perlere, perleri, impiraresse, infilatori e molatori. Una candidatura importante perché è internazionale e Venezia è capofila ed è stata subito supportata dal Comune di Venezia proprio per la salvaguardia e la valorizzazione di un'arte che rappresenta un patrimonio di conoscenze, memorie, espressioni del linguaggio, tecniche, innovazioni e creatività, ed è riconosciuta proprio dagli abitanti del territorio veneziano come un valore identitario e culturale condiviso. Ricordo i due principali sestieri legati all'arte delle perle di vetro, Canareggio, riconosciuto come luogo delle perlere, e Castello, riconosciuto come luogo delle impiraresse, e poi naturalmente l'isola di Murano come luogo delle fornaci in cui si realizzano le bacchette di vetro, che è la materia prima per creare appunto le perle. Quindi a pieno titolo queste iniziative all'interno della The Venice Glass Week entrano nel percorso di candidatura che naturalmente ci auguriamo tutti che vada a buon fine. Passerei in sintesi al programma degli eventi. Inizieremo dal 5 settembre al 4 ottobre Biblioteca Civica Vez di Mestre con una mostra fotografica Perlere e impiraresse, immagini tra ieri e oggi per raccontare un'arte. Poi ci sarà, hanno aderito anche quest'anno i negozi del centro di Mestre, che dal 5 settembre al 4 ottobre faranno un percorso di visita che si snoda appunto in questi negozi e che ospiteranno nelle loro vetrine l'esposizione di collane in perle di vetro create da importanti artigiani e designer contemporanei. È un'iniziativa in collaborazione con la Fondazione e Mestre Shopping District. Dopodiché abbiamo a Forte Marghera un bel laboratorio con le perlere, l'abbiamo intitolato Forte delle impiraresse, l'arte di impirar perle. Luisa Conventi e le sue collaboratrici, che sono delle eredi contemporanee della tradizione delle impiraresse, insegneranno ad adulti e bambini come realizzare collane, orecchini, bracciali e altri piccoli oggetti di moda proprio nel laboratorio organizzato a Forte Marghera in 2 giornate separate. Dopodiché ai Giardini della Biennale sabato 12 settembre dalle 12 alle 13:30 in 2 sessioni dalle 14:30 alle 18 ci saranno delle conversazioni intorno alle perle, quindi un'attiva comunità di perleri e impiraressi si incontrano nel nome appunto di questa antichissima tradizione ancora oggi viva. Infine, e ci sarà anche l'assessore Paola Mar, l'assessore al decentramento, alla toponomastica del Comune di Venezia, ci sarà la cerimonia di intitolazione di 7 luoghi dedicati all'arte del vetro e a figure che ne hanno contribuito alla fortuna anche nel mondo a vari momenti della sua lavorazione. Questa cerimonia intitolata Il vetro e la memoria si svolgerà lunedì 14 settembre alle 10:30 nell'area ex Conterie di Murano. Se può interessare vi elenco le 7 intitolazioni: Calle della Palmate, Campo delle Impiraresse, Calle dei Maestri Vetrai, Campo Marietta Barovier, Calle dei Millefiori, Calle della Venturina e Calle della Murrina. Ecco, avrei terminato, poi naturalmente se ci sono domande resto a disposizione. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Siamo già entrati in media res, siamo già entrati a raccontare un po' la quantità di eventi di quest'anno. Non possiamo naturalmente pensare che siamo in tempi normali, lo sappiamo, sono tempi difficili. Però devo dire che questa Venice Glass Week anche quest'anno ha raggiunto dei risultati davvero importanti. Pensate che c'è stata praticamente una conferma
di quasi tutte le situazioni pregresse e abbiamo quasi 180 eventi come nell'ultima edizione. Questo vuol dire tantissimo, vuol dire che c'è un'attesa, un entusiasmo e anche un crederci davvero a questa importante manifestazione. Io come direttore della Fondazione dei Musei Civici naturalmente in questa veste rappresento un po' il comitato promotore, quindi sono stata scelta per raccontarvi un po' i contenuti di questo progetto 2020 e rappresento un comitato che riunisce ovviamente il Comune di Venezia, la nostra fondazione, ma poi la Fondazione Giorgio Cini con il progetto delle stanze del vetro, l'Istituto Veneto che ci ospita di Scienze Lettere d'Arti e il consorzio Promovetro Murano. Il tema lo accennava prima la Presidente The Heart of Glass, è un tema importante perché vuole non solo, come dire, raccontarci qualche cosa anche di molto simbolico, ma ci vuole anche dire che quest'anno l'edizione sarà molto focalizzata sul tema della produzione. È inutile che noi possiamo immaginarci, come dire, in un panorama non cambiato. La produzione in questo momento è in grave affanno e quindi anche la Venice Glass Week, noi facciamo cultura soprattutto in questa occasione, ma noi vogliamo accendere fari e la cultura accende dei fari, quindi è importante aver focalizzato molto bene il tema della produzione. Quindi un pochino in questa rassegna magari meno mostre, ma si parlerà molto di più del vetro, della produzione, di quello che si realizza. E prima come veramente dei bambini abbiamo visto con entusiasmo quello che è forse il progetto un po' centrale di questa edizione, di questa quarta edizione 2020, che è The Floating Furnace, la fornace galleggiante, nella quale durante il tempo, questa settimana dal 5 al 13 settembre, le persone, lo abbiamo visto subito, attirate come speriamo una calamita, potranno imparare molto, vedere, grazie a quest'idea geniale, devo dire, di Promovetro, che poi si riallaccia anche a degli episodi della storia di Venezia, l'arrivo di Filippo III, il re di Francia, che per far mostrare l'attività avevano appunto immaginato questa barca. Bene e bravi Promovetro che ha fatto questa bellissima proposta dove si alterneranno i maestri vetrai e potranno anche raccontare, avranno delle guide per cui racconteranno al pubblico e questa fornace galleggiante girerà nei sestieri di Venezia, si fermerà in punti focali proprio per raccontare molto, molto di più di questa produzione. Questo progetto è sostenuto dalla Compagnia Energetica Italiana, quindi anche quest'anno gli sponsor, lo vedrete, sono tanti, ma sono stati anche sponsor fortemente focalizzati proprio sui vari progetti, forse meno generici, ma fortemente focalizzati a sostenere dei singoli progetti. Questo di cui abbiamo parlato, essendo itinerante, una novità assoluta, noi crediamo costituirà davvero un punto forte di attrazione, perché il vetro bisogna anche capire che la meraviglia di questo prodotto, di questo materiale, di questa creazione sta proprio nel processo, è lì dove si sprigiona tutta la magia. E quindi io credo che veramente la magia, l'abilità, il talento, la difficoltà. Diciamo che accanto a questo evento un po' centrale, che è un po' la novità, abbiamo degli appuntamenti che vengono
a rinnovarsi rispetto anche alle passate edizioni. Allora il 4 settembre inaugurerà in Campo Santo Stefano la terza edizione della Venice Glass Week Hub, a cura di Rosa Barovier, che vedo qui e che saluto sempre affettuosamente per l'importanza del suo contributo in questo settore, e sarà nella sede di Palazzo Loredan dell'Istituto Veneto. Ci saranno 17 artisti sia italiani che internazionali, e anche qui è interessante sottolineare che anche quest'anno, nonostante tutto quello che succede nel mondo, c'è una grandissima partecipazione internazionale. Lo vedrete nella cartella stampa. Autori e artisti che hanno voluto comunque esserci con i lavori, con le loro opere, e che arrivano da tutto il mondo, sia dall'America sia dall'est, dall'Asia, dalla Cina, dalla Corea. Insomma, c'è una grande quantità di artisti internazionali che hanno voluto partecipare. Sempre a Palazzo Loredan, al piano terra, avremo invece, sostenuto da Laguna B, abbiamo anche questo, una sezione speciale che è stata dedicata esclusivamente a dei progetti di artisti e designer under 35. Saranno 12 artisti, sempre a Palazzo Loredan, come dicevo prima, e anche questa è una novità, che è non solo la presentazione di lavori, ma è legata anche a un premio importante, che è alla sua prima edizione, che è questa Autonoma Residency Prize, che è offerto dall'Associazione Autonoma in collaborazione con la Pilchuck Class School di Seattle. Il vincitore, che sarà scelto tra i giovani artisti che espongono alla mostra, potrà partecipare a una residenza di 2 mesi presso questa prestigiosissima scuola di Seattle nel 2021. Insomma, tutti i partecipanti del festival poi sono anche legati da questa piccola gara, che è un concorso, perché tutti i progetti, voi sapete, saranno valutati, vagliati, e anche alla fine uno di questi sarà premiato all'interno di questo Bonhams Prize for the Venice Glass Week, che è un premio attribuito al miglior progetto del festival, non solo quindi alle mostre, ma potrebbe essere anche attribuito a un evento collaterale del festival. E qui siamo anche qui grati a questo sponsor che ci sta seguendo, che è il Dipartimento di Arti Decorative del Novecento e del Design di New York della Casa d'Arte Bonhams. Il vincitore, siamo alla seconda edizione, riceverà anche un riconoscimento in denaro. La cerimonia di questo premio sarà il 9 settembre alle ore 18. Tra le altre novità, proprio perché, come si diceva, il tema The Heart of Glass è un tema che vuole concentrare molto la sua attenzione alla questione della produzione delle fornaci, eccetera, ovviamente grazie a Nexa abbiamo potuto avviare un progetto molto importante che si svolgerà dal 7 al 13 settembre a Murano e a Venezia, con dei percorsi guidati che coinvolgono le fornaci, i laboratori, le aziende che sono state selezionate proprio in questo spirito: mostrare la produzione, avere una diretta e meno superficiale ma più approfondita conoscenza del fare il vetro, del lavorare il vetro, della creazione del vetro, e anche evidentemente di quello che quest'isola straordinaria via via produce. E accanto a questo grosso progetto sostenuto da Nexa, di questi tour nell'isola e a Venezia, anche questo Kids Program che è proposto da Art System, che invece offre degli appuntamenti molto dedicati a bambini e famiglie, quindi a carattere più ludico.
Ci sono, come si diceva, anche dei talk internazionali, ma voi sapete che la questione Covid ovviamente ha in qualche modo condizionato l'organizzazione di questi talk, e quindi grazie ad Apice, che noi conosciamo bene perché è una delle grandi compagnie di trasporto di fine arts italiane, abbiamo potuto realizzare dei talk che dal 7 al 13 settembre, in un programma in lingua inglese che sarà intitolato Conversations on Glass, affronteranno le varie tematiche relative al mondo del vetro, e questo lo si vedrà in diretta sul canale YouTube del festival, di questo nostro festival. Dunque, anche per il pubblico interessato che forse non potrà raggiungere Venezia, abbiamo immaginato comunque di continuare gli approfondimenti come negli anni scorsi, perché questi sono anche momenti di riflessione su tutte le tematiche che riguardano oggi la questione del vetro. Certo, dobbiamo dire e raccomandare che tutto il pubblico interessato sia molto attento a quello che giorno per giorno si legge sul sito del festival, perché voi capite che la situazione Covid impone un controllo costante sulle iniziative, sugli orari, sugli eventi, e quindi è molto prudente per chi vuole partecipare che ci sia un controllo costante. Grazie allo straordinario gruppo di comunicazione del festival Casadoro, noi abbiamo veramente la possibilità di avere un controllo e garantire la massima sicurezza per quanto riguarda tutto il regime di regole Covid-19. Abbiamo quindi dovremmo avere quindi sia una partecipazione in presenza, sia una partecipazione online, più virtuale, ma siamo sicuri e convinti che anche quest'anno questo evento, che in qualche modo, insieme alla Biennale, al Festival del Cinema, ad altre cose che in questo mese di settembre hanno potuto ripartire, sia un momento davvero davvero importante per dare segni di normalità. Forse non è la normalità, ma segni importanti di normalità. Quindi devo chiudere anche a nome di tutto il comitato ringraziando i partecipanti, che sono veramente l'anima di questo festival. E voglio anche ricordare proprio una persona che non ho visto oggi, ma David Landau, che è stato anche il motore di questo nostro grande progetto alcuni anni fa, quando abbiamo messo in campo, che quest'anno veramente a titolo personale ha molto supportato questa ripresa del festival. Bene, noi come comitato promotore quindi vogliamo ovviamente ringraziare tutto il comitato organizzatore e lo staff del festival guidato da Camilla Purdon, Elena Casadoro, che avevo prima ricordato, e Francesca Funger. Gli sponsor sono stati essenziali, vanno ricordati, soprattutto gli sponsor, anche quelli tecnici, quelli che non solo hanno sostenuto economicamente, ma che hanno anche dato e costruito parte dell'organizzazione, della progettualità di questo festival. E poi naturalmente dobbiamo ricordare i nostri sponsor istituzionali, dalla Regione del Veneto alla Compagnia Energetica Italiana, a Laguna B, al Bonmans Casa d'Aste, Apice, Vela, Nexa, Art System, Duva, Firenze. Insomma, diciamo che grande sforzo, grandi complimenti a tutti gli organizzatori, tempi non facili, ma accendiamo davvero un faro su questa realtà
di Murano che vive un momento difficile e che noi dobbiamo continuare a sostenere. Ecco, passo la parola al professor Jean Blanchard che farà adesso una carrellata degli eventi che riguardano un po' più in dettaglio le mostre, le attività, altre attività significative. Grazie mille. Ecco, saluto Rosa Barovier Mentasti. Impossibile per chi è addetto ai lavori, ma anche per chi non lo è, impossibile, ripeto, non pensare al fuori Salone del Mobile che vediamo ospitare ogni anno a Milano nel mese di aprile e Venice Glass Week, giunta ormai alla 4ª edizione, e che vede Venezia e Murano mettere in mostra l'internazionalità, la grandezza e la vitalità del vetro oggi, aprendo le porte di tutta la città alle migliori produzioni delle vetrerie dell'isola, da quelle famose a quelle più domestiche e familiari. Venice Glass Week è figlia delle stanze del vetro. Se in Fondazione Cini il vetro che agonizzava è stato defibrillato mostrando al mondo per un decennio il meraviglioso passato della Venini, e qui dobbiamo ringraziare Marie-Rose Cane, David Landau e Pasquale Gagliardi che ci ha creduto. È stato Paolo Venini 100 anni fa a celebrare il matrimonio fra il vetro della notte dei tempi e la contemporaneità. Venice Glass Week dimostra invece la grande attualità di questo medium, sempre più scelto dagli artisti e dai designer contemporanei. Per me oggi è un giorno triste perché ieri è mancato il mio amico e maestro Philippe Daverio, che era anche amico della dottoressa Belli, che era anche, amico di David Landau e che era anche un cordialissimo e ammiratore di Rosa Barovier Mentasti e del lavoro che Chiara Squarcina fa al Museo del Vetro. Sapere le presenze del Museo del Vetro è impressionante. Ci sono delle presenze di biglietti pagati che sono seconde in tutta Venezia. Perché ho nominato Daverio? Non tanto per parlare di me, ma come la dottoressa Belli sa, Daverio, già 17enne, 18enne, era figlio del vetro. Lui ha cominciato col verre français e con i vetri italiani, i vetri Déco. Poi è andato avanti e nessuno l'ha più fermato. Però ci tenevo a ricordare lui e a ricordare Daverio in questo rapporto col vetro. Venice Glass Week, come diceva Giovanna Palandri già la prima edizione, è una sinfonia, è un'orchestra sinfonica che mostra tutte le diverse realtà del vetro. Alla 4ª edizione si respira in città ormai un'aria nuova, è come se un sogno avesse preso forma. Ne darò alcuni esempi. Gli eventi, le mostre, le stanze del vetro in Fondazione Cini, Venezia e lo studio Glass americano. Al Museo del Vetro c'è Livio Seguso, una mostra che è lì da qualche mese, ma va assolutamente vista. Poi all'Abate Zanetti, un open day di studenti al lavoro. A Capesaro Giberto Arrivabene, un omaggio a Manzù. E al Padiglione Venezia un open day su perle veneziane. Il Comune con la Fondazione Mouvet alle ex conterie ci sarà un'intitolazione di 7 toponimi dedicati all'arte vetraria e alle impiraresse. A Mestre, Forte Marghera, l'arte di impirar perle. Biblioteca veneziana, perlere e impiraresse. Immagini di ieri e di oggi per raccontare un'arte. Quindi è bellissimo, si passa
dalle grandissime cose alle cose modeste, con un comune denominatore, la serietà. A Mestre c'è anche lo shopping district per le perle in vetrina. È importante non dimenticare l'aspetto commerciale, se no cosa stiamo qui a fare? Cioè diventeremmo cattivi, non mettendo l'evidenza anche su questa importanza. L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti poi mostrerà un video che si chiama L'evoluzione del lampadario veneziano, una storia problematica. Ma mia madre diceva: chi compra un lampadario veneziano si ritrova in casa una navicella spaziale e sogna. Il sogno in questa mostra, oltre alla serietà, è la seconda parola d'ordine. Diciamo che, per puntualizzare, poi ci sono delle compagnie importantissime, delle grandissime vetrerie. La Venini presenterà una mostra sui pigmenti, la Salviati farà un tour della Salviati, la Baroviere Toso mostrerà una serie limitata ispirata al piccione primavera disegnato da Ercole Baroviere nel 1930. E poi i maestri vetrai. Aristide Nagent farà fare un tour della sua vetreria, dove lavorano alcuni grandi maestri vetrai. Gabriele Urban, l'avete visto adesso, è un pirata, come spesso sono i maestri vetrai, dei pirati, delle rock star che sanno fare il loro mestiere. Insieme a Davide Salvadore sono dei miti di Gas. Quando viene la Glass Artistic Society, tutti vogliono vedere questi maestri vetrai che sanno soffiare e nello stesso tempo incantare con i loro movimenti. Simone Cenedese è raffinatissimo, è stato il primo a lavorare con Laura De Santiana ormai 30 anni fa. Marco Toso Borella, Ars in Mars, Ars in Ares, mostra. Poi c'è il futuro di Murano, BTM, Futura Murano, tavole rotonde per ben una settimana a cura del professor Marco Zito. A Casa delle Parole, autonoma, a cura di Marcantonio Brantolini D'Adda, Words for the Future, così si chiama questa conferenza. Gli artigiani a Fondaco dei Tedeschi, Venezia è viva, viva Venezia, le vetrine del Fondaco. La Confartigianato con Promo Vetro propone anche il vetro in tavola e vetro e moda. Roberta Di Camerino, Ami West Studio, propone il lavoro di Roberta Camerino, insomma si ispira in una lavorazione a lume. Le mostre personali sono anche importanti. Lorenzo Passi a Marignana Arte, forgiato nel ferro, soffiato nel vetro. Zuecca Project, Man in Glass, Marcin Gierat, Nason Moretti, Schiavon, Art Team e Baroviere Toso. Barbini, vincitori l'anno scorso del premio Bonhams, presentano una mostra di Sara Forte di specchi veneziani barocchi reinterpretati oggi. A Palazzo Costantini Polignac ci sarà Tristano di Robilon, che è un poeta e il titolo della sua mostra lo dimostra, La finestra mi disse. Matteo Seguso, Ludoteca di vetro. Le mostre collettive non sono meno importanti. C'è Wonder Glass, lo spirito di rinascita, a cura del dottor Mussati, e poi c'è a Fondazione Berengo le donne che hanno lavorato con Fondazione Berengo negli ultimi 30 anni. La mostra si chiama Unbreakable. Le donne sono importantissime ormai nel mondo del vetro, non soltanto nella parte, diciamo, organizzativa, diciamo, per esempio le donne che sono presenti in questa sala oggi, ma proprio come artiste. Le troviamo dalle 6 di mattina alle 4 di pomeriggio che lavorano senza sosta, con una forza impensabile. E allora c'è questo
invece poi c'è Mr. Lawrence, 1+1, Design Gallery, Glass Utopia, che mostra 6 artisti italiani e 6 artisti australiani. Poi ci sono gli eventi per i collezionisti, come si diceva prima, e Alma Zevi, in collaborazione con Marcantonio Brandolini D'Adda, presenta appunto un evento che non è chiuso all'eventuale collezionista, anzi che sia benvenuto. E Caterina Tognon ha una mostra di Richard Marquis, Il meglio dei due mondi. Poi c'è un'altra mostra che si chiama Hands on Workshops, laboratori, cioè ci sono, che si chiama Wave Murano Glass, workshops in lavorazioni di vetro. Ami West ancora fibre della creatività. Poi attività per bambini, attività ludiche, bellissime all'Acquerini Stampalia, col naso all'insù, laboratori per scoprire e reinterpretare i lampadari, poi alla Peggy Guggenheim Collection Virtual Kids Days, cioè un giorno li portano in giro, e poi per concludere il Comitato per la salvaguardia delle perle di vetro veneziano, poi ci sono Sugar Street Supper Club e poi le conferenze Tony Amarek, poi a Palazzo Contarini Polignac Milano Istanbul e all'Hotel Aquarius, le corte dell'arte, la donna del fuoco, e si parla dell'artista Marietta Barovier, pioniera delle perle veneziane, e poi conversazioni sul vetro e le donne nell'arte, insomma tantissime mostre, tantissimi eventi, e devo dire, ripetere le parole d'ordine che mi sono venute in mente, sogno, entusiasmo e serietà.